Amici di Sgailen Magazine, siamo a Ca dei Carraresi in occasione della terza edizione di Vintage Eye Carraresi che prenderà il via proprio domani. Con me Fernanda Livolsi, curatrice della mostra e titolare di Officina Livolsi. Chi meglio di lei per raccontarci quindi che cosa ci aspetta quest'anno? Ormai Vintage Eye Carraresi è diventato davvero un appuntamento fisso che vede riempirsi le strade che portano a Ca dei Carraresi di curiosi e di appassionati. Qualche chicca di quest'anno? Beh, allora, buongiorno a tutti, intanto. Allora, quest'anno sarà più nutrita dell'anno scorso di modernariato, quindi si troveranno un po' più di espositori che sono appassionati e dedicano la loro ricerca al modernariato e al design, e si troverà anche qualcosa in più perché un'espositrice di tessuti molto interessante è presente quest'anno per la prima volta. Altri espositori che non c'erano, sono riuscita a portarli con noi, e quindi più nutrita del solito e ancora più interessante. È sempre una selezione rigorosa, per cui io cerco di fare del mio meglio. Il mio obiettivo è proprio questo, cercare di portare gli espositori più interessanti del nostro mondo. Certo. Ci sarà anche una mostra molto interessante al secondo piano. Ovviamente la mostra di Vic Caserta è una mostra alla quale io tenevo molto, perché Vic Caserta è uno storico, posso dire, di questo settore, meno conosciuto di altri, però forse dentro questo mondo da molto più tempo ha vissuto all'interno di questo mondo, facendo ricerca da 50 anni. Certo. Noi abbiamo già dato una piccola sbirciatina, tra poco ve lo presenteremo, ma insomma è sicuramente una mostra che merita di essere vista e unica nel suo genere. Appassionante, esatto. Sì. Anche, diciamo, non solo per i neofiti che comunque scoprono mille cose, ma anche per i conoscitori, gli esperti, quindi certo. C'è da godersi. In occasione della terza edizione di Vintage Eye Carraresi anche un'importante mostra evento collaterale, quella di Vic Caserta, consulente de moda. Vic, ci racconti un po' che cosa possiamo... Sì, grazie a questa situazione dei Carraresi che si è creata per la prima volta, partecipo anche grazie alla Fernanda Livolsi che ha organizzato tutto questo, e ho partecipato a questa manifestazione esponendo i miei capi, i miei capi, quelli significativi e non solo, ma soprattutto i capi da me riciclati, customizzati, mescolati, e nello stesso tempo approfittare anche per fare una piccola mostra di quello che sarà il mio futuro. Io voglio fare dell'arte in qualche modo, ma dell'arte per conto mio, non mi interessa poi di venderla o non venderla, ma è arte, come fare questi quadri e tante altre cose. Ecco, direi che questo è... Quindi c'è un bel parallelismo tra quello che è stato il percorso di Vic Caserta, ma anche un'anticipazione del futuro di Vic Caserta. Di questa vita abbastanza lunga, ecco, questo è quello che mi piacerebbe fare, quello di creare dell'arte adoperando gli stracci. E allora, se volete averne un assaggio, ribadisco, non mi resta che invitarvi a Vintage Eye Carraresi e a visitare la bellissima esposizione curata da Vic Caserta per saperne qualcosa di più e per restare sintonizzati quindi anche sui suoi sviluppi futuri. Benissimo, allora ringraziamo Fernanda Livolsi, vi lasciamo con qualche altra immagine in anteprima e ricordiamo appunto che Vintage Eye Carraresi prenderà il via domani, venerdì 14 settembre, per concludersi poi domenica sera, mi pare di ricordare, domenica 16, ore 20, esatto, ottimo. Grazie ancora e buon inizio a tutti voi. Grazie, vi aspettiamo.